Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Eccoci qua a parlare del nostro menù di questo fine settimana, ma in particolare volevo parlare e pensare e a cercare di accontentare, di andare incontro, come spesso ci impegniamo a fare, andare incontro alle richieste della nostra clientela. Pensate che lo scorso fine settimana un signore mi ha chiesto se noi prepariamo le mele cotte al posto del dolce. E allora, quali sono i pensieri che adesso a me vengono alla mente in questo momento? Che in fondo l'agriturismo è il luogo della memoria, è il luogo dove uno ritrova i sapori di casa. Infatti io ho proprio il ricordo del profumo che usciva dal forno della stufa a legna quando mia mamma apriva lo sportello e tirava fuori, o meglio estraeva dal forno la leccarda con le mele cotte che erano state adagiate in modo molto semplice e semplicemente spolverate di zucchero. Quindi se noi pensiamo che Valgrande, come tantissimi agriturismi, è il luogo dove si può respirare un'atmosfera di casa, noi cerchiamo di proporre quello che la nostra clientela ci chiede e cercherò quindi di preparare dolci e piatti secondo tradizione, ma secondo soprattutto un rispetto per i ricordi che possono emergere nel momento in cui uno si vede preparare un piatto di mele cotte, che potrete assaggiare anche voi se verrete a trovarci durante questo fine settimana. Infatti, accanto ai piatti della tradizione, come le paste realizzate in casa da noi, con i ragù di carne, accanto alle preparazioni vegetariane, si potranno assaggiare i dolci di casa come la crostata, la torta di mele, lo strudel, attingendo anche ad altre cucine, e si potranno assaggiare anche le mele cotte. Se siete curiosi, io vi aspetto, però potrete farlo sempre con la solita modalità, quindi telefonando per prenotare il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo e vi auguro una buona settimana. Ciao!